Eccoci qua, buonasera. Buonasera mister. Buonasera. Il momento non è dei più felici, prima sconfitta al Mechia di campionato perché l'altra sconfitta era di Coppa, a mio avviso anche immeritata. Però oggi l'avversario è da dire che i 3 punti se li ha guadagnati sul campo. Lei la vede in maniera diversa? Ma io dico che noi non abbiamo mai calciato così tanto in porta come oggi, insomma. Penso che soprattutto il primo tempo credo che abbiamo creato tanto. Abbiamo forse subito 2 o 3 occasioni, ma la realtà è che abbiamo tirato tanto. Il primo tempo, secondo me, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dal mio punto di vista. Secondo tempo, tanta voglia, meno lucidità sicuramente. Abbiamo fatto una valanga di cross in area sfruttandoli poco, ho avuto penso due tiri facili per il portiere, un bellissimo colpo di testa di Macanga andato fuori di niente. Loro hanno fatto quello che dovevano fare, giustamente. Noi, ripeto, sono contento del primo tempo, io sono credo di essere obiettivo nelle mie analisi, tranquillamente. Non ero contento delle altre partite di campionato giocate in casa, ma oggi il primo tempo secondo me dovevamo finire insomma, in vantaggio 9, credo che mi sembra insomma, una cosa abbastanza anche evidente. Poi il secondo tempo con tanta voglia, ripeto, però con poca lucidità. Il secondo tempo siamo stati molto arruffoni secondo me, quindi abbiamo provato più col cuore che giocando. Noi siamo una squadra che deve giocare. Io voglio che giochino e che cerchiamo di giocare la palla a terra. Il secondo tempo l'abbiamo alzata troppo, siamo stati un po' approssimativi, però io il primo tempo veramente non ho niente da dire. E allora con questa sconfitta si va ancora più indietro, insomma i punti da recuperare cominciano a diventare tanti perché 3 punti oggi persi. Questo preoccupa, vi fa cambiare strategia e atteggiamento perché le aspettative erano quelle di alta classifica, mentre adesso insomma siamo in una posizione non quella prevista. No, ma abbiamo appena cominciato, cioè voglio dire, se ci creiamo dei problemi adesso credo che sarebbe da pazzi, insomma, appena cominciato il campionato, non si sa neanche se continuerà con quello che è uscito adesso, non si sa come andrà avanti, non si sa niente, ma no, io credo che i problemi non dobbiamo farci, la voglia c'è, i punti è vero che dalla prima sono 5, ma insomma, credo che in questo momento sia assurdo stare a guardare la classifica perché insomma, a parte il Giorgione che ha tutte le big sono tutte lì, quelle che insomma erano le presunte candidate sono tutte lì, quindi io dico che bisogna avere un po' di pazienza e calma. La squadra secondo me cresce, anche oggi, ripeto, il primo tempo è stato non un passo in avanti, 10 passi in avanti rispetto alle altre squadre, come abbiamo fatto anche col Calvi, abbiamo dato tutto. Ripeto, secondo tempo dobbiamo solo un po' rivederlo per la lucidità. Perciò riassumendo, lei è fiducioso, prospettiva, oggi il gioco c'è, i punti anche se sono un po' meno di quelli magari preventivati, anche se non c'è tabellina, lei guarda avanti. Ma certo, ma è chiaro che bisogna guardare avanti, insomma, questa secondo me è una buona squadra. Abbiamo qualche problemino anche noi di ordine fisico e oggi purtroppo ho dovuto rischiare Favretto, ho fatto un mezzo che stava bene, invece appena entrato si è stirato subito e mi dispiace aver perso un giocatore così, però è chiaro che, ripeto, io vedo che insomma, la gente che entra dà tutto e lo spirito di gruppo c'è, mi lamento dei risultati, certo che posso dire che sono contento dei punti che abbiamo in classifica perché altrimenti sarei falso, ipocrita e non voglio esserlo, però è chiaro che le prime 2 partite di campionato mi hanno preoccupato, adesso vedo che insomma si comincia a fare quello che si dice, penso insomma, io credo che è innegabile che il primo tempo abbiamo fatto una buona partita, io credo che sia, cioè anche dal punto di vista qualitativo, credo che non siamo arrivati a azioni solitarie, siamo arrivati a azioni di gioco a concludere in porta, quindi la squadra ha dimostrato che il secondo tempo, ripeto, siamo tornati in vecchi errori cercando di risolvere la situazione da soli. Era entrato benissimo a campo, che secondo me ha fatto molto bene quando è entrato, ci dà una soluzione in più e magari insomma, dobbiamo ritrovare la condizione di qualcun altro. Bene, grazie mister. Grazie.